si sta facendo i capelli al momento bene. E mi raccomando, ora, con la bagno depressionaria. Aduniera moglie di Roberto, chissà che poi diventa una moglie. Torno! Ti disse che sono la moglie di Roberto, non me la potevi sbattere, capone, va bene? Aduniera moglie di Roberto. Giusto, sta avvenendo, si sta facendo, ti capite? Oh, chi c'è da dire? Che cosa? Prima cari mio signore Calogero. Voglio dare una poco di passatempo, ci vuole dare. Io una passata al caldo. State Calmo, faccio un momento bene. La stanza. Ah, sì, ma la preparazione la stanza con il dottore? Pare preciso, lo studio bene. Oh, signore mio! Ci mise un camicio bianco. Signore! E gli originali sparsi. Signore! Perfetto, Il dottore! Che dottore! No, che c'è che non ho visto una balena! Un attimo! Spogliatelo! Non mi aiuto! Salve, piacere, mi hanno parlato molto di lei. Sono sicura che cominceremo una bellissima collaborazione insieme. Salve. Guardi, io mi chiamo Precisina e quando mi presento e sono l'infermiera personale di massima fiducia, massima accortezza, accuratezza e fermezza del signor Calogero Muleo. Presente, sognino! Giorno e notte, notte e giorno, mattina e pomeriggio, pomeriggio e mattina. Sì, ma mi fate dormire! Guardi, io sono arrivata fin qui con la mia macchina, lui sta per arrivare a piedi perché volevo sentire, come dite voi qui, sapore di suo paese. Sapore! Lo sapore! Dio amare!
come dottoressa. Mela, presentati. Mela! Io sono bagnato, ma scusate, ma sono troppo emozionata. Vi ricordo a tutti, specialmente a lei, che il signor Calogero non appena si prende di questa forte l'emozione faccia fare sul stato psicofisico e ha bisogno subito di mezza pillola ad effetto immediato. Faccia attenzione a non somministrare al di sopra dei 5 mg come indicato qui nella produzione. Ascolta, non c'è l'effetto collaterale. Una nuovissima scoperta americana, ancora non diffusa nemmeno in America. È una pillola ad effetto immediato e a quanto pare funziona benissimo. Vero, signor Calogero? Questa pilloletta ti sento sotto me, non ti vedo più. Aspetta, dove ti andiamo? Sentati. Sono un calorico. Chiamo un calorico. Questa pillola come si chiama? Ah, ma questa è Trimarel, ad effetto immediato. Mi dia qualcuno anche a me. Io devo stare tanto da solo e nell'eventualità ci penso io. Da soli, ma guarda, io sul zio non lo lascio solo nemmeno per un secondo, ricorda? Giorno e notte, notte e giorno, mattina e pomeriggio e mattina. No, Regissina, in questa casa mi puoi pur lasciare solo, capito? Ma che puta è dottore? Signor Calogero, se lo dice lei. Ma la dozzina dormiva, non è una dozzina. Dormiva, Orazio, per il cazzo. Eccola, Zio Calogero, sono Concettina. Adesso voglio leggere il potere Umberto. Io però sono Orazio, prepara la stanza della signorina Franciscina. Vuole mangiare? Io faccio
stare qui vicino al signor Calogero. Aspetta, prima facciamoci il cibo, Vangetta. Grazie, Diciamoci una cosa. Ah, sì, Diciamo concetto di cibo. Lasci. Ci metto un Calogero come possia. Io come ci metto? Girona, ma che dice che ci metto? Calogero! Chiudo. Signor Calogero, Io. dottore, venga con Spingere a chi sto? E allora guardate bene, si fa prendere troppe emozioni, dottore, perché questo farmaco si può prendere al massimo 2 o 3 volte al giorno. Una volta non resta, legge. Dai, si calma. Poi compagna. Ora vi potete unire, quando ci della sostanza. Dottore, allora tenga nell'eventualità Trenorel, ad effetto immediato. Mi raccomando a suo zio in mia assenza. Amori, signorina. Arrivederci, dottore. Vai. La momento un po' mammi. Da! Taglione! Tu oggi non si parlano! Sempre dopo tegno! Notte e giorno, mattina e pomeriggio! E pure la sera! Capisci? Pure la sera! Che schifo! Ma calma no! Quando ci penso! Io mi sacchetti vacanti! Ora sì, mi manco un divento! Alla mia! Sembra vicino! Di toccare le nonnine! Facetemi studiare con il dottore! Dottore Fossi! Vedi, ma ricordo che sei sì! Di 7 mesi non si vede. Di 7 mesi? Ma queste cose mi stassero dovesse nascere! No! Sì, 3 mesi sì, no! Ma poi pensi gira di 15 mesi nasce! Zio Calogero. Non posso lasciare! Un attimo. Ora come vieni? Non posso passare, ma scusa. Sì. 10 mesi, dai. Aspetta, va. Arrivo! Quello ora! Oh! La busacchinara! Chissà che donna! No, ho fatto una vicina di casa! E figlia di chi si busacchinare, cara! Buongiorno. Non mi frate Calogero, Angelina! Lucio Calogero, piacere, mi scusasse. Sapete, io sono la mia amica di sua cognata, Mela. Ogni tanto vengo pure per farmi visitare del Roberto, sapete? Io lo chiamo Roberto perché lo vedo cresce davvero. Mi chiamassi dottore ormai! Ora sì! Certo, dottor Roberto. Andiamo la visita nell'altra stanza. Da dentro? Ah, da dentro laboratorio, Da dentro il lavoro, vedi, siamo mesi a la buona ma non ci faccio mesi, siamo pronti. Quando ne potete fare 5 mesi? Angelina! Ma ti devi visitare che viene accaldata! La temperatura. Sì, visita la casa del calore, vicino, va? Visitala! Chiamina! Devo giocare! Ma prima amore, tuo favorito, così è felice. Ah, c'è mesi! Ma non aspettare! Va bene? Calma. State zittarsi? Tranquillo che tu è. Concetta, tu meglio che vai nella postina. Zio! Io me ne vado dalla stanza. Ma lo dottore mi disse che non mi devo sciapazzare assai e quindi dov'è Curco? Ma l'hai un dottore? Sì. Perché? Non ti visto tuo marito? Che c'è? Sì. Certo che l'ho visto tuo marito, certo. Zio Calogero, ma scusate se mi è troppo emozionata. Amore, che ti accompagna, va?
attimo di pace, cosa che mi io per parlare. Roberto! Abbiamo stampato! Arrivo! Roberto! Arrivo! E qua è questa brescia? Mi? Avanti, qua! Fammi figlio! Ma che c'avete come figlio? Che volete? Così? Buongiorno, io sono Anna Marisa Lucente, lei è? Sapete che sono? Frate, calogero, Ah, piacere, forse lei è più cosciente, di suo frate, con tutto, suo nipote Roberto. Di mia! Ma io che mia? Che c'entro io da ora? Che c'entro? Così? Ma signora, che succede? Che succede io? Ah, mi dice Ciro che succede io? Che succede io? Suo nipote Roberto, suo figlio, un ex fidanzato mi lasciava in casa dopo 2 anni di fidanzato. Ma scusa! Cavolo mio, ma peccato! Signor Nino, cercasi di far di me davanti a sto frate. E com'è vero che c'è Dio, Roberto deve rimediare. Rimediare! Deve rimediare. Rimediare. Picchi, posso sapere di Quante chi? carezze. Quante carezze! Quante baciate! E quando toccate tu capelli e poi la sta. Dai, che mi racconto. Ah, che mio mazzo di spara che mi pare veramente! Mi dispiace, però non è che... Ma solo metti a firmare qui! Ah, Mi sa che vi dico che non mangi ora, nemmeno. ma Ma lo appena capisci? torniamo. Lo capisci che siete dovranno della merrata dello Canada? Lo zio dello Canada? Ah, ma perché che